Detto questo, non vi ho presentato maleducatamente, o forse volevo farvi una sorpresa, il cantautore di turno, che di solito canta in genovese e in italiano, Alberto Frattini. Ciao Alberto. Ciao Raimondo. Ma ha chiesto, dice, visto che si parla di folklore, perché non mi fai cantare una canzone in romano dedicata? Sì, a San Valentino, diciamo agli innamorati. A tutti gli innamorati, a tutte le persone che si vogliono bene. Certo, anche se in questo momento stanno attraversando, tipo gli operai della Fiumare, tutti gli operai in genere, e anche noi, credo, non è che stiamo attraversando un momento felice della nostra vita politica di tutti i giorni. Purtroppo no. A noi che ci vogliamo bene. Alberto, titolo della canzone. Ma sono due pezzi, sono due canzoni molto famose del repertorio, diciamo che sono le cose che si cantavano una volta sotto le finestre delle donne amate. Le famose serenate. Le famose serenate, sono due pezzi, Nina se voi dormite, Serenata Maria, sono due pezzettini. Alberto Frattini. E stanotte piena di dolcezza, pare che non esistano colori, tira un bel venticello che n'accarezza, smuove le fronde e fa baciare i fiori. Nina, se voi dormite, sognate che io vi bacio e v'addorcisco il sonno, cantano adagio adagio il profumo degli fiori che ve confonde col canto mio se perde tra le fronde. E voglio bene canto e me tormento, ma nella voce mia c'è trema il pianto, c'ho per compagni la tristezza e il vento, e in fondo al cuore un'ombra di rimpianto. Vorrei sapere morte e poi me pento, vorrei spezzare sto cuore che t'ama tanto. Maria, Maria, sto come una carezza profumata nella nottata, un usignolo canta e s'appassiona, le cori risono insieme al vento e s'allontana, sto cuore chiama chi lo fa soffrire.